Qua si mette in proprio anche Marco Bellinelli, prima tripla. Abbastanza bene anche Trieste, ma Virtus è partita fortissima. Qua Gragiulis si muove bene, semigancio di mano destra e altri 2 punti da consegnato per Mannion. Fuori Bellinelli, prende e spara e segna anche questa Marco Bellinelli. Che ne parlavamo prima con Ugo, ci fa impazzire, sa fare veramente tutto. Qui la difesa della Virtus dorme e Delia va ad appoggiare. Non si gioca il post basso, va a consegnare a Mannion, arresto e tiro dal mezzo angolo. Nico Mannion, primi 2 punti per lui in Serie A. Mi ha dato questa impressione, si prestano il pallone con una facilità incredibile e spesso escono dalla pressione con quel tipo di giocata. Fernandez intanto scomodissimo. Passare in modo corretto, non perderla e far sì che questa palla arrivi sempre nelle mani giuste, può accadere anche questo. Può accadere anche questo, che Isaiah Cordinier venga lanciato in contropiede. Qua però va a fare il suo, recuperando in difesa e andando a inchiodare. La conclusione, Samson 1 contro 1, stoppato da Konate. Banks dall'altra parte, palla dentro per Konate, che vola fino al ferro e se lo porta a casa. Sì. Sapeva che quella palla sarebbe entrata. Sanders fino in fondo, il canestro, il fallo. La pallacanestro di Ciani, il ragazzo di Trieste, viene fuori. Gran palla dell'Obito per Marcos Delia, meno 4 a Trieste. Rimbalzo lungo di Harvey, e poi si lancia da solo in 1 contro 1 e questa volta va fino al ferro e trova i 2 punti. Osserva ad Harvey, tessitori in angolo per Alexander dall'arco, 3 punti. Che poi in palleggio si muove verso Cordinier, dentro ancora per Tex, fuori Uzier, come si muove la palla su perimetro per la Virtus e conclude nel miglior modo possibile. Che non ha avuto il tempo necessario per eseguire questo tiro in maniera perfetta. E intanto qua è perfetta la visione ancora una volta di tessitori. Di gap da recuperare per Trieste, Konate si gira bene questa volta, semigancio con la mano destra, Samson. Anche Samson è tornato, adesso la prende e tira da 3. Bellinelli per Samson. La potevi passare. Ci pensa Libegovic a correggere l'errore del compagno. E quindi la Virtus vince la 4ª partita in fila, 94 a 79.